Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. E così è toccato ai Sonora, i due ragazzi veronesi di grande talento, aprire la stagione dei concerti di Este con il loro A Place for Us Tour 2011, venerdì 22 luglio. I volti delle fans e le canzoni dei Sonora riecheggiavano nell'aria già dalla mattinata di venerdì, quando si è formata una lunga coda di ragazze ai cancelli del castello di Este. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Ad introdurre il duo veronese il gruppo Cube 41 e Samuel Zanin, 9 anni, grande fan di Vasco Rossi, che ha portato sul palco la voce del rocker emiliano ed è riuscito a far cantare anche le fans in attesa di Luca e Diego. Vi siete fatti conoscere al grande pubblico nel 2008 con la vittoria del Festival di Sanremo, ma nonostante siate molto giovani avete già un bel percorso alle spalle, no? Sì, abbiamo suonato per molti anni nei locali e è stata veramente una bella palestra, anche perché poi quando hai la fortuna di trovarti su palchi più importanti devi essere pronto e insomma questa palestra ci rendiamo conto adesso che ci è servita molto. E appunto dai locali della provincia di Verona a Sanremo, come ci siete arrivati? Ci ha sentito una persona in un locale, poi da lì è nato tutto, è nato il nostro primo contatto discografico e da lì un po' il pezzo giusto, il momento giusto, è servito tutto insomma in quel periodo. Dal 2008 comunque la vostra carriera è decollata. Sì, abbiamo avuto la fortuna che il nostro disco è uscito anche all'estero, dunque doppia soddisfazione. È uscito in quasi tutto il Sud America e è stata veramente una bella esperienza vedere un'altra cultura che cantava i nostri pezzi in un'altra lingua, veramente una bella esperienza. Sì, abbiamo partito i concerti di Enrique Iglesias, è stata una grandissima emozione, una bellissima esperienza anche perché ci ha fatto conoscere al pubblico latinoamericano. Ma i vostri gusti musicali quali sono? Vedo che hai la maglietta dei Bon Jovi. Beh, ovviamente i Bon Jovi siamo andati anche al concerto, lui come tanti altri artisti come Dire Straits, i Beatles, i grandi classici del blues. A proposito di Beatles, voi avete anche registrato Abbey Road se non sbaglio. Esatto, è stata veramente una bellissima esperienza poter registrare in quei mitici studio, un'esperienza che ci porteremo dietro per sempre. Voi comunque siete veneti e siete qui questa sera ad Este, c'eravate mai stati? No, la prima volta ad Est non è la prima volta nel Padovano, è una grandissima emozione, sì. Quello di Est è bellissimo e siamo davvero felici di essere qui questa sera. Cosa si devono aspettare i vostri fan prossimamente da voi? Adesso andiamo avanti in tour, stiamo lavorando al prossimo nostro progetto che si pensa uscirà nell'inverno. Il palco di Sanremo vi vedrà ancora? Speriamo, dai, non si sa mai. Il concerto, durato quasi 2 ore, ha spaziato fra il rock e il blues, fra i vecchi successi e l'ultimo album, accompagnati sul palco da coreografie, dai cori delle fans e dall'immancabile castello marchionale di Este, splendida cornice per un successo annunciato.